Bentrovati a tutti. Nei giornali cattolici il paradiso sulla terra è il titolo dell'editoriale di questa settimana di Gente Veneta, che trae spunto da quello che è successo all'ultimo Festival di Sanremo, dalle critiche che Adriano Celentano ha fatto alla Chiesa e ad alcuni media cattolici in particolare. Noi ci siamo sentiti tirati in ballo, anche se non lo siamo stati direttamente, da queste critiche, e abbiamo un po' ragionato su questa cosa. I media cattolici sono chiamati esclusivamente a parlare di paradiso e nient'altro, oppure anche ad essere qualcos'altro, avere un altro ruolo nella società. Ecco, noi siamo convinti, e questo è il lavoro che facciamo settimanalmente, che invece il nostro ruolo sia quello di declinare l'annuncio del Vangelo nella società attuale, nei problemi della gente, in quello che ognuno vive ogni giorno. E questo è il lavoro che portiamo nelle case tutte le settimane, per cui parliamo di paradiso sì, ma un paradiso che si può già vedere oggi sulla terra e che può raggiungere tutte le persone che ci seguono ogni settimana, parlando delle cose che a loro stanno più care, con l'eco di quello che accade appunto in cielo, in paradiso. E questa settimana il tema in primo piano sul nostro settimanale Gente Veneta è una ricerca socio-religiosa che è stata compiuta nel nord-est in vista del convegno di Aquileia 2. Noi esponiamo un po' i dati di questa indagine, che parlano di una grande trasformazione avvenuta in 2 decenni nelle regioni del Triveneto. I dati parlano di una certa disaffezione verso la religione, parlano di alcune criticità, però mostrano anche come ci siano dei segnali di speranza, come nel Triveneto ci siano ancora degli anticorpi, si potrebbe dire, o comunque un'attenzione allo spirito, che trova ancora nella Chiesa un modo di esprimersi e di trovare un riscontro. Questo si vede nel Triveneto, non si vede in altre parti d'Italia, e quindi di sicuro il convegno di Aquileia sarà chiamato anche a dare una risposta e mostrare dove la Chiesa delle nostre regioni si indirizzerà nei prossimi anni. Sempre in questo numero parliamo di come entrerà a Venezia il nuovo patriarca Francesco Moraglia. Saranno 2 giorni intensi, un sabato e una domenica, il 24 e il 25 marzo, durante i quali il nuovo patriarca farà una serie di gesti anche molto significativi. Incontrerà tutti i giovani della diocesi, servirà a tavola nella mensa dei poveri, passerà lungo il Canal Grande. Ci saranno insomma molti momenti belli, familiari, di popolo, durante i quali i veneziani potranno già incontrare il loro nuovo patriarca. Naturalmente i telespettatori di Telechiara potranno seguire l'evento in diretta domenica 25 e quindi vedere anche da casa tutto quello che avverrà quel giorno. Ancora cose interessanti sul numero di questa settimana: c'è un servizio sulla riscoperta dei cereali antichi. Ci sono degli agricoltori che stanno coltivando nuovamente dei tipi di cereali che non vanno più di moda, soppiantati da altri più tecnologici, ma che possono fare anche molto bene. Infatti un allergologo, un nutrizionista spiegano come questi cereali antichi abbiano delle cose che fanno ancora molto bene alla salute. Ancora 4 pagine sulla festa dei ragazzi che si è tenuta a Jesolo la settimana scorsa, che ha visto 1 migliaio di ragazzi venire da ogni parte della diocesi. Molto altro ancora su questo numero di Gente Veneta. Seguiteci, leggeteci e buona settimana a tutti.